diretta da Radio WAR. Alzatevi e godete, gente, è un giorno splendido. Su, date un'occhiata al cielo, è una vera e propria opera d'arte. La natura non li conosce colori simili. Ma se volete un consiglio, quando lo guardate mettetevi gli occhiali da sole. Il livello delle radiazioni è arrivato alle stelle e l'ondata di caldo non accenna a diminuire. Ci segnalano che nella parte bassa della città la temperatura tocca i 40 gradi durante il giorno. E passiamo alle buone notizie, non ce n'è neanche una che riguardi le scopate, quindi andiamo con rock! New York, Max, è quello lì il posto giusto. Io ti parlo di 9.000 tonnellate d'acciaio, di più di 4.000 tonnellate di alluminio, di 5 o 6 milioni di miglia di filo di rame, e poi ti parlo di elettrodomestici, macchine da scrivere, strumenti audio, automobili a tonnellate e opere d'arte appese nei musei, che aspettano solamente di essere portate via. E poi vestiti, e parrucche, ponti di navi, denti finti, protesi per arti. Trovi tutto a New York, qualunque cosa. La grande mela sarà completamente deserta con il livello di radiazioni che c'è. Tutti quei rottami aspettano solamente noi. Perché non mi porti mai con te, Mosè? Non ti va l'idea? Non chiamarmi Mosè. Bene, bene, bene. Finalmente, Mo Baxter. Scommetto che sei stato in vacanza. Di un po', è autorizzata questa roba? Che differenza fa? Niente di quello che arriva qui è autorizzato. Oh, non è vero. Mi sono messo in regola ultimamente. Forse è meglio che vada da un'altra parte, eh? No. Farò una piccola eccezione. Sei sicuro? Posso sempre No, rivolgermi? no, aspetta qui. Che tipo, Albi? Ci prova ogni volta. Che stanchezza. Oh, Cristo. Dov'è l'uomo piccolo? È andato via, stava male. Che cosa vendi? Guarda nel sacco, Shay. Fammi vedere. Ma dove l'hai trovata? Vetro levigato, mare di dune. Io ero là. Te la compro per 30. 40? Ti do 50, è l'ultima offerta. Bravo, hai fatto un buon affare. Buon Natale, amico. Ma si può sapere che cazzo è? Uno che cammina molto. Li ho già visti quei tipi. La zona ne è piena. Che voleva quello? Cercava solo un cesso, ma sta tranquillo. Gli ho dato un calcio e l'ho mandato al diavolo. Perché non piscia per la strada come tutti gli altri? Che roba è? La vuoi, Come eh? cavolo l'hai presa? Nella zona. Chi poteva essere? Un androide addetto alla manutenzione. Ah, beh, forse ha inciampato in una mina. Probabile. Non ci faccio granché con questa testa. Ha un buon circuito visivo a infrarossi, ma ha un microprocessore molto strano. Ti posso dare 3.000 in contanti sulla mano. Ehi, 3.000, sei generoso. Mi dispiace, ma penso proprio che me la terrò. E tu cosa ci fai? Mentre io so dove piazzarla. Siamo alla vigilia di Natale. Sai cosa significa? Gli gnomi dovrebbero saperlo. Non posso tornare dalla mia ragazza a mani vuote, no? Tu non conosci la mia ragazza. Quanto mi dai per il resto? 10 è il massimo a cui arrivo. Sì, va bene, Albi. Lo so che più su non ci puoi arrivare. No. Non è colpa mia se mia madre se la sono fatta in una press. Andiamo. Aspetta un momento. Con tutti gli anni che hai trascorso nella zona, i tuoi figli mi faranno sembrare un adone.
aggiornamento sul conflitto che noi tutti conosciamo e amiamo. Il numero dei morti nell'ultima violazione del coprifuoco natalizio è in costante e graduale aumento, ragazzi. Attualmente raggiunge la modica cifra di 578. Con il contrattacco forse, ma lasciamo perdere. Ora vorrei mandarvi questo messaggio, un augurio di buone vacanze e fin dove arriva la mia voce, uccisioni, uccisioni, uccisioni! Eccomi qua, cosa vuole, signora Frikowski? Vernon, quel figlio di puttana è di nuovo qui. Chi? Non lo so, non l'ho visto, ma mi ha suonato un'altra volta. Come sa che è la stessa persona? Vernon, lo so. In giro non c'è un'anima. È questo che mi preoccupa. Fammi parlare con il capo. È fuori per l'ispezione. Cristo. No, non si preoccupi, signora. Terremo gli occhi bene aperti. Aspetta, Vernon, Ehi! Senti, devo assolutamente uscire domani mattina. Cerca di prenderlo. Ai suoi ordini, signora. E poi... Come previsto, la legge sul controllo delle nascite è stata approvata. Entrerà in vigore alla mezzanotte del primo dell'anno. Cittadini impazienti sono già in fila presso i centri di sterilizzazione che rimarranno aperti giorno e notte per arrivare a quello che il Presidente ha definito un punto di rottura con la procreazione. I promotori della legge sono stati trovati morti proprio ieri in quello che ai primi soccorritori è sembrato uno strano patto suicida. Ai funerali che si svolgeranno domani saranno presenti... Lo potevi mollare quell'affare. Quando ti capiterà più nella vita di beccare tutti quei soldi? Ho pensato che a Jill avrebbe fatto piacere. Sai perché mi sei simpatico, Max? Perché sei romantico. Sei il tassista? Dove dovete andare? Città bassa. Volete della musica? Eccola pronta. Prima passavo spesso da queste parti. Ci passavo ogni volta che ne avevo voglia. Qui il sabato sera al massimo portavo con me il pugno di ferro. Magari un pezzo di legno oppure un pezzo di tubo, nient'altro. Adesso invece devi avere la pistola sempre con te. Quel fottuto branco di stronzi sta rovinando questo fottuto mondo. È diventato proprio un mondo schifoso. Avrai voglia di andare a vivere nello spazio. Bravo. Finché uno dei tuoi razzi non scoppia o il tuo scudo termico non si disintegra nel rientro a casa. Beh, pazienza. Morire nello spazio è stupendo. Con uno... sei soltanto gas sparato a 1000 miglia sopra la stratosfera. Cristo, ci pensi che vista da lassù? È forse meglio stare in un bunker a sputare l'anima tossendo? O aspettare la tua prima cellula cancerogena? O vedere bambini che nascono ciechi e bluastri? O peggio che nascono con gli occhi di serpente perché sottoposti a un gioco genetico di merda? Ah, cavolo. Ma pensi veramente che Jill accetti che tu vada a imbottirti il culo di odio radioattivo per il resto della vita? Pensi che preferirebbe che finissi come questi? Che cazzo è successo? Qui c'erano delle normalissime abitazioni fino a qualche mese fa.
Sono successe cose terribili mentre tu eri via. È difficile fermarli. Va tutto in rovina. Sale, scende. Sono dovunque quei vagabondi. Dovrebbero dargli una mano e toglierli da qui. Dovrebbero sbatterli fuori, Max. Secondo me la cosa migliore è sigillare questo posto come un bunker. Sarebbe una buona idea. Lei sa che sei tornato. Ho preferito non dirglielo. Ti lascerà rimanere? Sì, perché no? Dorme meglio se ci sono io. Si sente molto più sicura. Questa potevi risparmiartela. Più sicura di quanto già non lo sia, Max. È chiusa dentro ermeticamente, non ha bisogno né di te né di me. Ed è giusto? Non tira fuori neanche un dito se non è necessario. E tu come lo sai? Io la sorveglio sempre. Bravo. Continua a farlo. Io sto via molto spesso. Fa che non le succeda niente. Ok? Ok, Max, certo. Sei stato fuori parecchio tempo. Che cosa le direi? Vedrai che capirà. Io ho un lavoro da fare. Jill, sei in casa, Jill? Sono Mo. Mo, Perché la porta non si apre? ho cambiato il codice. Ha cambiato il codice. Che stupidaggine. Andiamo, Jill. Siamo Mo e Shane. Sono tornato. Ciao, amore. Ciao. Il livello di cesio è basso. Beh, ho avuto accoglienze migliori. Contenta di vedermi? Certo. Certo. Come te la passi? Bene. Tu come stai? Me la cavo. Ora sto lavorando, uno della città alta mi ha ordinato una composizione. E poi mi arriva anche un sussidio. Non mi lamento. L'hai visto il mio animaletto? Mi serve come modello. Si è appena svegliato. E si è messo a fare una tela. E cosa mangia? Dei pezzettini di soia. A volte cattura un insetto. Gli piace succhiarli. Anch'io ho qualcosa che ti piacerà. Sto basando il mio lavoro su forme organiche, ma spesso è difficile spiegarlo alle persone. Sto lottando contro il metallo. Per il momento vince lui. Veramente... come dire... dà un'impressione di forza. Grazie, Shane. Non vieni a vedere che ti ho portato? Mio Dio, guarda qua. È orribile, però mi piace. Cosa diavolo è? Un androide della manutenzione. Viene dalla zona, forse è un modello che stavano sperimentando. Magari potresti farci un posacenere. Ha una fattura stupenda, mi piace veramente. Ne sono felice, Jill. Non sei così cattivo come sembri. Passeremo un Natale bellissimo. Bentornato, amore.
Ti sto guardando. Prenditelo tutto quell'uccellone duro. Prenditelo tutto fino in fondo. Fino in fondo. Dai, muoviti. Ora spingi. Spingi, dai. Spingi forte. Così. Brava bambina, apri quelle gambe. Spingi più che puoi, spingi. Sei meravigliosa. Dopo glielo prendi in bocca e glielo succhi tutto. Sì. Lo stringi con le mani. Sì. E poi... Sì. E poi lo prendi in bocca e glielo lecchi. Su, dai. Spingi. Vai. Godi, vero? Brava puttanella. Godi. Sì. Fottuta puttana. Quanto ti amo. Ti amo, Jill. No.
Questo è uno schedario militare. Non procedere senza il corretto codice di sicurezza. Selezionare il sistema di combattimento richiesto. BAL 7697. Ah. Forma biomeccanica autoindipendente, provvista di intelligenza artificiale. La Ferrari Electronics presenta il suo nuovo modello. Il Mark 13. Pronto per bollire. E ora purtroppo sappiamo di gravissime epidemie che colpiscono la nostra città. Ma passiamo ad un'altra notizia. La popolazione ha dimostrato di aver accolto positivamente la nuova legge per il controllo delle nascite. Il mandato sarà presto consegnato. Sta piovendo. Come? Mi sembrava che piovesse. No, purtroppo. Volete fare piano? No, non piove. L'ho sentita che batteva. Qua, sui vetri. Tu stavi accanto a me e mi abbracciavi.
Nel sogno. Mi piace. Davvero, la trovo bella. Dove le hai prese le bambole? Shade le ha trovate giù in strada. Ah, sì. Però il tocco finale te l'ho fornito io. Hai sentito parlare della nuova legge sulle nascite? No. Vogliono impedire alla gente di avere figli in futuro. Imporranno tasse alle coppie che ne hanno già troppi, aboliranno i buoni pasto e sterilizzeranno ogni uomo che abbia un elevato livello di radioattività. Ma non ci riusciranno. È nella natura dell'uomo riprodursi. Noi viviamo attraverso i figli. Gli uomini sono sempre andati contro natura. Se lo facessimo anche stavolta non mi meraviglierebbe. Vuoi dire che ti piace quell'idea? No, affatto. Solo che è stupido, suicida e sadico avere dei figli proprio in questo momento. Stupido, suicida e addirittura sadico. Sono 3 S. Io la penso così. Tu la pensi così. E quella cos'è? La sintesi del tuo stato d'animo? No. Perché altrimenti non capirei. Per te, che senso ha quella composizione? Non ha alcun significato. Non l'ho fatta per te, non l'ho fatta per nessuno. È un vero peccato. Sì, perché sarebbe fantastico se riuscissi a vendere uno dei tuoi lavori ogni tanto. Sto bene così, ti ho domandato qualcosa, forse? In effetti no, ma il governo si becca una bella fetta dei miei soldi ogni fine mese. E quei soldi servono a concedere i sussidi. Ma cosa vuoi che faccia? Mi metto a fare il tuo lavoro? Altro che radioattivi verrebbero i nostri figli. Ho smesso di pensare ai figli da parecchio tempo. Beh, dici sempre che tutto cambierà. Speriamo che sia vero. Oh sì, cambierà. Ma loro purtroppo peggioreranno prima che il resto migliori. È la legge del più forte. A te non dispiacerebbe? No, affatto. Perché dovrebbe? Io in fondo sono forte. Mi domando perché ogni volta ti faccio entrare in casa mia. Perché cavolo ti faccio entrare? Oh, che rottura. Vado io. No, non rispondere. Di chi hai paura? Ciao, Alvi. Devo vederti e subito. Scusa se ti chiamo a quest'ora, però è molto importante. Alvi, perché non ne parliamo domani mattina? No, no, si tratta di un mucchio di denaro. Dobbiamo farlo immediatamente, capito? Ci vediamo in cortile fra un'ora esatta. E porta Mark 13 con te. Ti porto? Ah, devi portarmi la testa. No, non ci penso neanche. Scordatelo. Stammi a sentire. Non posso parlare, troppe orecchie ci ascoltano. Ci vediamo fra un'ora esatta. Progetto Mark 13, numero di archivio 4371D. Fair Isle Electronics. I finanziamenti governativi per il progetto Mark 13 sono momentaneamente sospesi per sopravvenuti problemi nel circuito del sistema di isolamento. Teme sensibilmente elevati livelli di umidità e vapore. Progettato per agire su terreni aridi, il Mark 13 è autoriparante e può ricaricare le proprie batterie da qualunque fonte di energia, compreso il sole. La forza del Mark 13 sta nei suoi sistemi multifunzionali di combattimento, ha armi attivate elettronicamente e capacità visiva notturna. Il Mark 13 è in grado di utilizzare 6 arti primari e 3 ausiliari. Ha più zampe di un fottutissimo 1000 piedi. Vedi questi imponenti palazzi? Saranno buttati giù, verranno frantumati in 1000 pezzi. La terra tremerà e le masse avranno fame e i ventri si gonfieranno. Questi dolori vi aspettano. Nessuna carne verrà risparmiata. Nessuna carne.
Ecco la mia meravigliosa bomba sexy. Sì. Ciao, puttanella. Ti sto guardando. Mo. Oh mio Dio. Mo, cosa vuoi? Ciao. Sono Mo. Chi diavolo sei? Te l'ho detto, amore, sono Mo. Ora torno su da te e ti scopo un'altra volta. Ce l'ho di nuovo duro soltanto a pensarci. Ce l'ho così duro che potrei tagliare un diamante. Vuoi provarlo nel culo? Oppure vuoi che ti ci infili un bel vibratore? Scegli tu, tesoro. Insomma, chi sei? Poi te lo toglierò lentamente. Piano, piano. Ti piacerà da morire. O puoi provare con un bel torroncino. Sarà molto divertente, dammi retta. Sì. Vaffanculo, stronzo! Io ho un terribile dolore. Qui, signori. E io dico che sono i beatnik. Loro sono così piccoli, amici. Sono gialli, neri, sempre sporchi. E perciò voglio schiacciarli come vermi, quei fottutissimi hippie. Ah! Venite a trovarci a Reno! Troverete meravigliose bistecche di renna senza radiazioni! Il modello completo ha in dotazione un'arma chimica, una tossina che distrugge le cellule, il trifilobin morfato e non ha bisogno di alcuna ricarica. L'odore somiglia a quello della torta di mele. La sostanza causa disfunzioni sensorie seguite dalla morte. Strutturato per uccidere silenziosamente, il trifilobin agisce in pochi secondi e raggiunge sempre con precisione il nemico. La sua somministrazione avviene attraverso una straordinaria serie di aghi.
Albi! Albi! Questo è uno schedario militare. Non procedere senza il corretto codice di sicurezza. Selezionare il sistema di combattimento richiesto. PAL 7697. Forma biomeccanica autoindipendente. Provvista di intelligenza artificiale. La Feraile Electronics presenta il suo nuovo modello. Il Mark 13. Progetto Mark 13, numero di archivio 4371D. Feraile Electronics. I finanziamenti governativi per il progetto Mark 13 sono momentaneamente sospesi per sopravvenuti problemi nel circuito del sistema di isolamento. Teme sensibilmente elevati livelli di umidità e vapore. La forza del Mark 13 sta nei suoi sistemi multifunzionali di combattimento. Il modello completo ha in dotazione un'arma chimica, una tossina che distrugge le cellule, il trifilobin morfato. La sostanza causa distruzioni sensorie seguite dalla morte. Strutturato per uccidere silenziosamente, agisce in pochi secondi e raggiunge sempre completamente. La sua somministrazione avviene attraverso una straordinaria serie di armi. Jill! Cazzo! Ma sì, certo. Shade! Sì, ciao. Shade! Ah, meno male. Sei in casa, mi serve il tuo aiuto. Ciao. Ascoltami, è una cosa seria. Jill è nei guai. Va subito da lei. Bello. È una cosa molto seria. È bello. È proprio come se ora... Oh, Gesù. Ma si può sapere che cavolo ti prende? Il mio cuore. Che c'è che non va? Mi sento come un alligatore. Ma che stai dicendo? Hai presente quando... Dalla finestra si vede uno specchio di luna? No, smettila, Shade, non è il momento. Non è il momento. Non stasera! Non questa sera, ascoltami. Shade! Shade! Shade, vuoi ascoltarmi? Shade, ascoltami, per favore! Torna qui! Torna qui, Shade! È meraviglioso. Non fare questo. Assolutamente meraviglioso. Ti prego, ho bisogno del tuo aiuto. Ma cos'era? Dimmi, cos'era? Va a casa di Jill e portala via immediatamente da lì, immediatamente, Ok. capito? Portala da te e chiudetevi dentro finché non arrivo. Mi hai capito bene? Fammi mettere i calzoni almeno. Shade, fa presto, mi raccomando, prima che puoi. Ok? Non preoccuparti. Ora è tutto sotto controllo.
Ciao. No! Maledizione! Su, calmati. Chi sei? Un vicino di casa. Ma cosa vuoi? Lincoln Weinberg Jr. Puoi chiamarmi Lincoln. Link. Volevo soltanto vedere se stavi bene. Sto benissimo. Guarda, il mio ragazzo sta dormendo nell'altra camera. Veramente? Perciò è meglio che te ne vada. Sai, non credo affatto che il tuo ragazzo sia qui in questo momento. Non vedo altri qui, all'infuori di noi, e la porta non si apre più. Quindi lui non può nemmeno entrare. Sono venuto per questa ragione, perché... Sta fermo, non ti avvicinare. Calmati, io so molto di te. Conosco cose della tua vita che tu probabilmente nemmeno ricordi. Davvero? Sei sempre stata il mio soggetto preferito. Smettila. Oh, ma cos'è? C'è un androide in casa che deve essere impazzito. Ah, possiamo andare a casa mia. Ma perché non ti apri? Oh, per sbaglio devi aver attivato la chiusura d'emergenza. Puoi solo disattivarla dalla console principale. E tu come lo sai? Io stavo nella compagnia che ha montato tutte le serrature e le telecamere dell'edificio qualche anno fa. Ci conosciamo da molto tempo noi due. Potresti anche farmi un caffè? Perché non mi fai un caffè? Dolce, con tanto zucchero. Non mi ricordo affatto. Pazienza, non fa niente. E ora che c'è? C'è un sovraccarico sulla rete elettrica. Ascoltami bene, signor Weinberg. Io non so... Lincoln, chiamami Lincoln. O Link. Lincoln, portami fuori da qui. Dimmi dove sta il terminale. È di là, ma ora è pericoloso andarci. Ah, non preoccuparti, dammi qua, coraggio, dammela. So quello che faccio. Fidati di me. Intanto parla, così so dove sei. Per ora sto ancora qui. Arrivo. C'è qualche androide incazzato nei paraggi? Ehi! Andiamo. Lincoln! Lincoln! Sta calma, è tutto a posto. Non vedo nessuno qui. Notte calda. Com'è che si chiama? Chi? Il tuo ragazzo. Mosè. Mosè. Dio santo, che nome ridicolo. Sta sempre in giro, non è vero? Secondo me devi trovarti un uomo più casalingo, un uomo tipo un vicino. Tu pensa alla console e basta, d'accordo? Fumi troppi spinelli. Ti vedo, sai. La cosa piace al tuo ragazzo, vero? A lui piace perché i tuoi freni inibitori vanno a puttane. Ora puoi smettere di parlare. Che faccio? Canto? Vuoi che canti? Fa pure, basta che mi fai uscire da qui. Ok. Io ti guardo, dimmi perché, ma perché amor? Io ti guardo, dimmi perché, ma perché amor? Perché mi piace il sapore del tuo fior, amor. Sì, a me piace ognor quel bel fior dove por con passione il mio ardor. Ah. L'ho scritta io, parole e musica. Senti, vorrei che due cose ti fossero molto chiare. La prima è che quella è l'unica via d'uscita e perciò quell'androide è ancora in casa mia. E la seconda... È che devo sbrigarmi ad andarmene via. Devi sbrigarti ad aprire quella porta. Hai forse paura di me?
No, neanche per sogno. Ah, no? E la seconda è che fra un po' arriva il mio ragazzo. È roba di minuti ormai. È sceso a comprare un pacchetto di sigarette. Fra qualche secondo attraverserà quella porta. Non vuoi che si faccia idee sbagliate, vero? Non lo vuoi. Giusto, mi hai convinto. Ok, ci penso io. Adesso sistemo tutto. Funziona di nuovo? Sì, ma prima veramente volevo... Cosa? Beh, le tue tapparelle. Le mie tapparelle. Tu le hai chiuse. Io io ti guardo. Dimmi perché, ma perché, amor? Cosa fai? Io ti guardo. Dimmi perché, ma perché, amor? Non le aprire, sta fermo. Dammi retta, è meglio, almeno così puoi vedere Babbo Natale che arriva. Non è nemmeno sposata. E ora tocca a te. Scacco matto. Ehi, cavolo! Ma come cavolo hai fatto? Non l'ho mai vista questa mossa. Merda! Si chiama mossa siciliana. Riesco regolarmente a batterci il computer. Le macchine non hanno alcuna fantasia, eseguono schemi fissi. Gli infrarossi! Quel bastardo mi vede! Mi vede coi raggi infrarossi!
So che lei verrà. Jill, sei in casa? Vattene via! Via! Vaffanculo! Cristo! Chase, dov'è Jill? Non lo so, non rispondo. Levati! Jill! Apri la porta! Apri!
Amore, l'ho fatto fuori! L'ho fatto fuori! È finita! L'ho fatto fuori! Svelto, pensa al fuoco! Sì, ma che faccio? Lo spengo l'allarme? L'allarme, muoviti, pensa al fuoco, ho Va detto! bene, va bene. Prendo subito l'estintore. Ma ci mettevo a spegnere l'allarme? Un secondo, capo! E smettila di chiacchierare, non perdere altro tempo! Vuoi muoverti? Muoviti, forza! Ok, adesso sono qui. Non devi preoccuparti. Tu dammi il braccio. Faccio da sola. Ci penso io. Fa la brava. Fa la brava. Questo è stato... ok. Veramente terribile. Ecco, ho fatto, Jill. Vernon! Sì, capo! Andiamo di là. No. Bene, capo! Chi è il morto? Non lo so. Mai visto prima. Cristo, è fantastica. Fa impressione vista da quassù. Ehi, Mo! Il fuoco è spento. Chiama i militari e un'ambulanza. Non ti sembra un po' tardi per chiamare i militari? È meglio che stai zitto, sei arrivato tardi anche tu. Ah, calmati, Jill. Tardi! Sei arrivato tardi! Shock. È lo Mi hai shock. abbandonato, bastardo! Io sono qui, vicino a te, amore mio. Per quanto tempo? Non ti lascerò mai più, va bene? Da questo momento staremo sempre insieme, non ci possono sconfiggere. Siamo forti, non devi aver paura. Forse dovremmo... Va bene. Forse noi dovremmo andare a New York tutti e tre insieme. Che cosa ne dite? Che cosa... Che dite? Calmati, calmati, Shade. Ne parliamo più tardi. Non mollerei mai quel tuo lavoro. Mi direi che devi rispettare il contratto. No, Ma perché vuoi ridurti come scelta? no, io credo che tu non capisca. Non capisci Mi che ci dispiace, sono... ma adesso io me ne devo andare. Vi devo Era lasciare. una Scusate, bugia, devo vero? andare. No! Vedi, loro non mi permetteranno di... Senti, non permetteranno che li abbandoni. Sono terribili. Sono bugiardi. Mentono quando dicono che quella cosa uccide solo il nemico. Non si preoccupa di chi uccide. Se ne frega di chi ha davanti, ammazza e basta. Non capisco di chi parli. Non ti capisco, Jill. Di quel bastardo che hai appena fatto fuori. Con quello ci controlleranno come vogliono. Non abbiamo più via d'uscita. E tu? Vuoi lasciarli vincere? No, Morirai senza ribellarti? io voglio vivere. Vivrai, te lo prometto, amore. Jill, amore! Amore! Non posso, Jill! Non posso! Sei appesa a un cavo elettrico! Se ti tocco, friggiamo! Dondolati! Ascolta! Dondolati! Salta nella finestra qua sotto! Coraggio! Cerca di dondolare, Jill! Jill! Dondola, per l'amor di Dio! Dondola e salta! Sta arrivando! Devi farlo! Jill, ti prego, dondola! Provaci, coraggio! Jill!
lontana! Non puoi fottere me! Non puoi fottermi, stronzo! Sono protetto dagli dei, non lo sapevi? Non puoi fottermi. Ti conviene stare lontano da me. Stammi lontano. Posso ucciderlo. Jill, anche tu puoi ucciderlo. Puoi. Ascolta, Jill. Levate l'aria così. Spostatevi su. È facilissimo. Stacca. È facile, amore. Guarda che lui sta bene. Lui è di sta sopra, bene, sta Jill. calma, Jill. Non preoccuparti. Sta ferma, buona. Sta bene. Puoi ucciderlo. No. Rimani giù. Dov'è? Lui è di sopra. Ho capito come possiamo batterlo. Rilassati ora, non c'è più nulla da dire. No, Jill, dove vai? Vieni qui. Vieni, Jill. Vieni. Vuoi, Jill? Resisto, Aspetta, non sto fermati. arrivando! Sta piovendo. Ho sognato che pioveva. Jill, amore. Questo è meraviglioso. Ha un punto debole. Lui ha... Sta piovendo nel sistema di isolamento, Jill. No! Una luce! No! C'è fuoco! Luce! Fuoco! No! Luce! Coraggio! Insieme! Nessuna carne verrà risparmiata. Allora si vedrà il figlio dell'uomo venire con grande potenza e gloria, e lui manderà i suoi angeli sulla terra per radunare insieme i suoi eletti. Devi andare da qualche parte. No, da nessuna parte.
Per favore, dove stai andando? Ritorna indietro! Ritorna indietro! Vieni qua! No, ma visto, sì! Esitati! Buoni! State calmi! Ma dobbiamo aspetta! Dove vai? Dove sta andando? Aspetta! Ci dobbiamo fermare! Jim, levati di mezzo, Vernon! Ora si calmi, signora Fricoschi. Ti ho detto di levarti di mezzo! Signora capito? Fricoschi, ascolti, mi dispiace. Quello è dentro. Ora basta! Fammi passare! Ma che diavolo fa? Ma è matta! Mi ha colpito, Vernon, dove maledizione! stai? Signora Fricoschi! Vernon, aspetta! Vernon! Capo! Andiamo immediatamente! Porta quella maledetta porta! Va meglio adesso. Calmo, non preoccuparti, ti portiamo subito via! Dammi una mano, svelto! Perché non mi hai aspettato? No! Dio possa malederti! Perché non mi vieni a prendere, fottutissima massa di bastardi? Hai paura? Ora puoi sentirmi, figlio di puttana. Sono nella tua mente. Parlami. Ciao. Si può sapere perché cavolo ti faccio entrare? Perché cavolo ti faccio entrare? Possiamo fare un patto. Patto, ormai sei sconfitta su questo. Io non sono il nemico. Non siamo nella zona. Io ho un lavoro da fare. Quale lavoro? Qual è la tua missione? Sto trovando te. Ti amo, Jill. C'è un difetto. Jill. Nell'isolamento. Nell'isolamento c'è un difetto. Tu puoi. Posso cosa? Dimmi cosa posso fare, mo. Ti amo. Posso cosa? Tu puoi. Qual è la tua funzione primaria? Qual è la tua funzione primaria? E basta, rispondimi! Io ti guardo. Ti amo. Non mi piace. A ogni quel fior dove por compassione e perdon. Io ti distruggerò comunque! Jill! Salta, cerca di uscire! Jill! Vieni, bastardo!
Basta, Jill, basta. Ora basta, è finita. Ora è finita per sempre, Jill. È volato via, se n'è andato. Se n'è andato. È finita. Lui è morto. Ovunque voi siate vi sveglierò con la mia voce vellutata. Abbiamo una buona notizia per voi dalla Feral Electronics. Il Dipartimento della Difesa proprio stamattina ha dato il via alla produzione industriale del nuovo Mark 13, l'androide. Grazie a lui quindi si creeranno 800 nuovi posti di lavoro alle sue